Era d'ottobre, gente delle vie, dei quattro mandamenti, sbucava a frotte, era a Palermo, impiegati comunali chiedevano gli aumenti, gridavano forte. C'era la guerra, la protesta popolare, cerca occasioni per manifestare. Pane e lavoro, gridavano tutti quanti, con i cartelli contro l'oppressore. 20 gendarmi vennero a salvarli, ma poi sparirono con le loro armi. Ed il portone della prefettura venne sbarrato in mezzo alla paura. E con le sbarre, e coi bastoni, e con la folla che rompeva le vetrine, pane e lavoro gridavano più forte, e più gridavano e più si davan botte. Non sparo più in alto, non sparo per terra, io sparo ad altezza, io sparo alla testa. Quattro canti da due autocarri, in quegli istanti arrivò il plotone. In 51 scesero i fanti, col 91 caricato in spalle. Si dispiegarono fra i manifestanti, che erano belli, erano in tanti, ma col coraggio dell'incoscienza si ginocchiarono guardandoli negli occhi. Non sparo più in alto, non sparo per finta, io punto ad altezza, io sparo alla testa. Ma non è possibile che mi spari davvero, padre, madre, figli e famiglie, siamo un popolo intero. Ma com'è possibile che tu mi spari davvero? Vogliamo solo i nostri diritti, vogliamo pane e lavoro. Ma il gioco è importante, è un gioco pesante, che prende la mano, che afferra la mente. È un gioco crudele, guarda dritto nel petto, e senza rispetto, e preme il grilletto. Ma il gioco è importante, è un gioco pesante, che prende la mano, che afferra la mente. È un gioco crudele, guarda dritto nel petto, e senza rispetto, e preme il grilletto. Puntate, mirate, sparate alla testa. Puntate, mirate, sparate alla testa. Fuoco! 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 Questa è la storia, ma nessuno ne sa niente. Questa è la storia della povera gente.